La giunta regionale decide di ridurre i posti letto per le lungodegenze negli ospedali pubblici del Veneto senza il parere della Commissione Sanità e senza dibattito in Consiglio regionale. Lo denunciano i consiglieri del Partito Democratico. Questa emergenza ha messo in luce che bisogna potenziare il numero di posti letto ospedalieri e anche le lungodegenze e non ridurle. Quindi chiediamo alla Giunta di sospendere questa decisione, di aprire un confronto in Consiglio sulla programmazione e soprattutto di guardare al dopo virus potenziando sia i posti letto in ospedale che i posti letto e l'assistenza nel territorio. La Giunta non avrebbe che applicato le schede ospedaliere regionali risalenti però a prima dell'emergenza coronavirus. La realtà è cambiata, inoltre fanno notare dal PD, per statuto regionale le delibere di programmazione devono avere il parere, seppure non vincolante, della relativa commissione. Una delibera che incide sul numero dei posti letto, sulla articolazione interna delle strutture ospedaliere, su quello che è il cuore del servizio sociosanitario regionale, non può non arrivare in commissione. Voi dite non è nemmeno un problema di costi, perché ci spieghi? Perché già nel primo decreto erano stati assegnati al Veneto oltre 100 milioni, con quello del cosiddetto rilancio ne vengono assegnati altri 100 e poi non dimentichiamoci che ci sono i 3 miliardi che potrebbero arrivare al Veneto con i fondi del MES europei.